questo pareggio è salito in Serie B. Il pareggio contro il Vicenza, concomitante con la sconfitta casalinga dell'Empoli con il Lecce, sancisse matematicamente il salto dei giallorossi nella serie cadetta. Un campionato esaltante, una promozione storica proprio nell'80° anniversario della fondazione della società, che suggella degnamente un'annata tutta da ricordare. Per il tecnico Guidolini il giusto riconoscimento di aver saputo guidare fino al traguardo un gruppo meraviglioso. Per il presidente Corvetta la gioia immensa di aver mantenuto fede ad una promessa fatta a suo tempo a tutti gli sportivi giallorossi. Un ricordo indelebile nella mente di tutti, come fu l'impresa nel campionato scorso, quando alla Ravenna riuscì il primo salto dalla C2 alla C1 e la Serie B risultò non più una utopia. Un campionato vinto al termine di questa stagione con ben 45 punti conquistati, grazie a 16 vittorie, 13 pareggi e 3 sole sconfitte, 55 le reti realizzate e 21 quelle subite. Capocannoniere del girone il giallorosso Cosimo Francioso con 16 reti al suo attivo. Una grande bella storia con attori di primo piano ed un regista di sicuro avvenire. Questo il cammino dei giallorossi in questo campionato.